Buongiorno a tutti, procediamo con l'inizio di questo nuovo Consiglio Comunale. Un buongiorno al pubblico, un buongiorno ai consiglieri, un buongiorno al sindaco, un buongiorno agli assessori. Un saluto così come presiedo, come consigliere anziano in tutti i sensi e quindi procediamo a questa nuova amministrazione. Tengo però a ringraziare tutti i candidati, il sindaco, tutti i consiglieri e tutte le liste che hanno partecipato a questa competizione elettorale per la correttezza con cui si sono svolte queste elezioni comunali, all'insegna dei progetti, all'insegna della fattibilità, all'insegna di quello che il cittadino vittoriese, al di là degli schieramenti, voleva sentire. Quindi complimenti a tutti per questa campagna elettorale che è stata fatta di proposte e non certo di contrapposizioni. Quindi procedo come consigliere anziano all'inizio di questa amministrazione. Passo la parola alla dottoressa Costalonga per l'appello. Buongiorno a tutti. Miatto Antonio, Bagliana Mirella, ecco se dite magari presente, ok. Casagrande Andrea, da Reggiano Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Pagotto Alberto, Parella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Tonon Roberto, Varaschin Gianni. Tutti presenti. Allora, la nomina degli scrutatori. Allora propongo Rosset Mario, Varaschin e Bagliana Mirella. Procedo. Allora, premesso che a seguito della consultazione per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019, così come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale del 28 maggio 2019, deposito in originale presso i servizi demografici del Comune risultano eletti Sindaco Miatto Antonio, Consigliere Comunale D'Arezzo Antonio, Fasan Bruno, Rosset Mario, Turbian Stefano, Rasera Gianni, Parrella Roberto, Caldart Antonella, Posocco Gianluca, Celeste Silvia, Sant'Antonio Paolo, Dus Marco, De Nardi Barbara, Uliana Antonella, De Bastiani Alessandro e Bagliana Mirella. L'articolo 40 del comma 2 del decreto legislativo del 18/8 del 2000 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Il predetto verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta consigliere anziano il signor D'Arezzo Antonio, avendo ottenuto la maggior cifra individuale con esecuzione del sindaco neoeletto pari al numero 4.139 voti nella lista 9. Visti l'articolo 41,1 del citato decreto legislativo del 2006, al senso del quale nella prima seduta del Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo del titolo terzo e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dell'articolo 69. Il capo secondo del titolo terzo dello stesso testo unico che indica le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità delle elezioni comunali del decreto legislativo 31/12/2012 numero 235 in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico. L'articolo 15 del vigente statuto comunale in ordine agli adempimenti riservati alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale.
Dato atto che sono stati assolti nel termine di legge gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei risultati delle elezioni e della notifica degli eletti delle comunicazioni di nomina del consigliere comunale, ai sensi dell'articolo 61 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali 16/5 del 1960, numero 570, preso atto che data 10/6 del 2019 è stata assunta a protocollo generale 22.674 la dichiarazione di rinuncia di carica di consigliere comunale presentata personalmente dal proclamato eletto Turbian Stefano nella lista Lega Liga Veneta Salvini e che pertanto è necessario provvedere alla surroga, dato atto che tutti i proclamati eletti, ad eccezione del signor Stefano Turbian, rinunciatario, hanno presentato la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incandidabilità, l'assenza di situazioni di ineleggibilità, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in cariche presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati del controllo pubblico disciplinate dal decreto legge 39 del 2013. Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei confronti del sindaco risultato eletto, esaminate le condizioni di candidabilità, ineleggibilità e compatibilità del sindaco e di ciascun consigliere comunale avente titolo, dato atto che nei confronti degli eletti non è stata posta alcuna pregiudiziale di ineleggibilità e di incompatibilità durante l'esame delle condizioni da parte della presente Assemblea. Rilevato altresì che in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale né successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, preso atto che nel decreto del sindaco del 7 dell'11/6/2019 i sottoindicati consiglieri sono stati nominati assessore e pertanto all'atto dell'accettazione sono cessati nella carica di consigliere. Fasan Bruno nella lista numero 9, avente come contrassegno Liga Veneta Salvini, Posocco Gianluca e Caldarda Antonella, eletti nella lista 8, avente contrassegno Toni Miatto Sindaco, Uliana Antonella, eletta nella lista numero 12, avente il contrassegno Marco Dus Sindaco, Vittoriesi Italiani Europei. Visto l'articolo 69 del richiamato del TUEL, il quale prevede che nei comuni con oltre 15.000 abitanti, il consigliere che accetta la carica di assessore cessa da quella di consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Ritenuto di provvedere alla sostituzione dei consiglieri incompatibili della carica con i primi dei non eletti nella medesima lista, che risultano essere i signori per la lista numero 9, avente il contrassegno Liga Veneta Salvini, Pagotto Alberto, per la lista numero 8 avente il contrassegno Toni Miato Varaschin Gianni, Casagrande Andrea, per la lista numero 12 avente il contrassegno Marco Dus Vittoriesi Italiani Europei De Antoni Giulio, ritenuto pertanto di procedere alla convalida dei proclamati eletti nella carica di sindaco e di consigliere comunale e successivamente di procedere alla surroga del consigliere rinunciatario, visti i pareri di regolarità tecnica e contabili resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di servizio finanziario. Procedo quindi alla convotazione, alla convalida della delibera. Quindi passiamo alla votazione se non ci sono interventi. Allora, favorevoli? Chiedo scusa, solo una cosa. Facciamo due voti in una delibera praticamente? Quindi con votanti diversi, tanto per capirci. Come votanti diversi? No, qui c'è il problema che c'è la surroga del consigliere Trubian. Infatti ho visto che c'è dopo. Ecco, allora abbiamo predisposto, dopo esserci consultati, abbiamo predisposto una delibera in questo senso, per cui c'è prima la convalida degli eletti e poi gli eletti e votano dopo gli eletti la surroga. votano la surroga, Grazie. perché la surroga è un istituto diverso appunto, per cui dobbiamo procedere in questo modo. Grazie. Favorevoli?
Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Adesso procede a questo per la surroga di consigliere Trubiano. Sì. Quindi iniziamo così. Ok. Vista la rinuncia del consigliere comunale presentata dal signor Turbian Stefano nella lista Liga Veneta Salvini in data 10/6/2019, protocollo numero 22.674, richiamato all'articolo 38 del decreto legislativo 267 del TUEL, che prevede al comma 4 i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Al comma 8 le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dall'ente dell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni. Richiamato altresì all'articolo 45,1 del predetto decreto legislativo, il quale prevede che nei consigli provinciali, comunali, circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato della medesima lista seguente immediatamente all'ultimo eletto. Precisato che nella delibera di surroga il consigliere comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolato, privo di margini di discrezionalità, con l'effetto che l'obbligo di restituire all'organo consigliare comunale la sua integrità consente solo di verificare se i surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge. Ritenuto pertanto di provvedere senza indugio alla surroga del posto lasciato vacante dal signor Stefano Trubian alla fine di reintegrare il Consiglio Comunale nella sua composizione, visto il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale del 28/5/2019 che ha determinato la graduatoria dei candidati di ogni singola lista alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, dato atto che il primo dei non eletti nella lista numero 9 Lega Liga Veneta Salvini risulta essere il signor Gomiero Maurizio con cifra individuale di numero 3884, preso atto della disponibilità di accettare la carica di consigliere comunale espressa dal signor Gomiero Maurizio con nota acquisita al protocollo. Vista ed esaminata la dichiarazione restante, l'assenza di situazione di incandidabilità, l'assenza di situazione di ineleggibilità, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Preso atto dell'insussistenza nei confronti di Gomiero Maurizio cause di ineleggibilità e incompatibilità, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato, delibera. Procediamo quindi con la votazione della surroga. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. A questo punto invito il consigliere Gomiero a entrare. Invito il consigliere Gomiero a entrare nel Consiglio Comunale. Legga questo adesso. Dice, non c'è l'immediata eseguibilità perché questo provvedimento è immediatamente efficace, quindi non c'è la votazione dell'immediata eseguibilità. Quindi Ok? io passo subito questo. No, adesso basta, ben fatto. Adesso Luca si senta e dice adesso procediamo con il giuramento. Adesso invito il sindaco a prestare il giuramento. Bene, finite. Il Consiglio Comunale è nella sua interezza e quindi Il Consiglio Comunale è completo con in tutte le sue componenti dei consiglieri, quindi procediamo al giuramento del sindaco. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Cominciamo con una nuova tornata amministrativa. È
stata l'espressione libera dei nostri cittadini che così ha voluto. Tutti oggi noi ricopriamo una posizione che ci è stata data e io chiedo a tutti, nel loro ruolo, di essere costantemente al servizio della nostra città. I cittadini di Vittorio hanno bisogno di essere rincuorati per troppi anni, e non parlo della passata amministrazione ma vado abbondantemente indietro, hanno visto la loro città decrescere, hanno visto i loro sogni alle volte infranti, e se noi vogliamo provare a cambiare e a rimettere la città in moto dobbiamo infondere fiducia ai nostri cittadini, e questo lo possiamo fare ciascuno di noi appunto nel ruolo che siamo chiamati a ricoprire, abbandonando personalismi inutili, abbandonando posizioni preconcette. Chiedo solo che tutti siano vicini ai cittadini come singole persone o persone consorziate in associazioni e che parimenti fra loro esprimono i bisogni appena ricordati. Vi chiedo quindi impegno, lavoro, attenzioni e questa vicinanza costante ai nostri cittadini. Grazie. Passiamo al secondo punto, quindi l'elezione del Presidente del Consiglio, premesso che con propria precedente deliberazione si è proceduto alla convalida degli eletti e del sindaco e del consigliere comunale in seguito alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo del testo unico. All'articolo 24 del comma 1 del vigente statuto comunale si prevede ora a procedere all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale è nominato nel suo seno del Consiglio stesso nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dai consiglieri comunali assegnati al Comune a scrutinio segreto. Se dopo le due votazioni da tenersi nella medesima seduta nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e alla parità dei voti fra i due candidati più anziani di età. Il nominato Presidente del Consiglio comunale, chi consegue il maggior numero. Adesso dice se ci sono delle proposte di candidature. Quindi accettiamo le proposte di candidatura per la Presidenza del Consiglio comunale. Chieda se ci sono, Chiedo se ci sono delle candidature, delle proposte di candidatura. Sì, adesso aspetta che ci sono. Allora, a nome della lista Liga Veneta, noi proponiamo come Presidente del Consiglio attualmente consigliere Sant'Antonio. A nome della lista Tony Miato Sindaco, noi proponiamo Paolo Sant'Antonio, il consigliere Paolo Sant'Antonio. Sì, confesso che invece noi non proponiamo nessuno, nel senso che eravamo convinti che alle parole seguissero i fatti. Mi spiego. Il consigliere anziano 5 anni fa era l'attuale consigliere De Bastiani Alessandro e l'attuale consigliere anziano da Re Gian Antonio disse: preso atto che queste elezioni hanno sancito un consenso popolare molto elevato al consigliere Alessandro De Bastiani, la minoranza propone Alessandro De Bastiani come Presidente del Consiglio. Ero quindi convinto che questa volta la maggioranza avrebbe proposto il consigliere da Re Gian Antonio come Presidente del Consiglio, essendo l'assessore anziano. Sindaco, la ringrazio.
Prego. della sua fiducia, ma declino subito la sua offerta. No, pensavo che l'offerta venisse dalla maggioranza, non dalla minoranza. Immensamente grato. La minoranza non fa questa proposta perché è compito della maggioranza dare ordine e tutti gli incarichi in questo senso. Ma ripeto, pensavo che ci fosse coerenza fra quello che si dice e quello che si fa. Non sempre è così. La ringrazio della fiducia. Avrei altri impegni. E quindi non fa neanche il consigliere comunale? Comunale sono stato eletto. No, siccome ho capito che aveva altri impegni. Sono qua e intendo onorare la posizione di consigliere comunale. Bene. Voglio ricordare che in 15 anni Ne sono sono stato felice. eletto 3 volte perché impegnato nel consiglio regionale. Ne sono felice. Ci troveremo in quest'aula per confrontarci e magari anche per condividere alcune cose, magari per dissentire. La ringrazio della fiducia, ma declino l'offerta. Quindi allora, in rappresentanza delle liste Rinascita Civica e Partecipare Vittorio, e affinché rimanga agli atti, leggerò questa comunicazione in merito alla elezione del Presidente del Consiglio. I 2 punti fondamentali sui quali abbiamo basato il nostro programma elettorale sono state la partecipazione e la trasparenza. Ed è proprio per una richiesta di trasparenza che riteniamo che la massima carica di garanzia di questo Consiglio dovrebbe essere assegnata a un rappresentante della minoranza. Questo avveniva normalmente una volta. Invece, in questi ultimi 15-20 anni, la presidenza del Consiglio Comunale è sempre stata assegnata a un consigliere di maggioranza e questo è andato indubbiamente a discapito del buon andamento del lavoro di questo Consiglio, perché si è verificato il fatto che il Presidente spesso, anziché porsi come garante di tutti i consiglieri, si è comportato come un assessore aggiunto, come il quinto assessore. Tante volte i consiglieri di opposizione si sono trovati nella impossibilità di studiare con attenzione le delibere che venivano portate in Consiglio Comunale, avendo a loro disposizione i soli 5 giorni previsti dal regolamento tra la convocazione e il Consiglio. Raramente i consiglieri venivano informati preventivamente degli argomenti che sarebbero stati inseriti nell'ordine del giorno e spesso le commissioni si sono svolte il giorno precedente o addirittura lo stesso giorno del Consiglio Comunale, evidentemente dando poca disponibilità ai consiglieri di approfondire i temi sui quali erano chiamati a votare. Questa situazione dovrebbe assolutamente cambiare e questo cambiamento può essere garantito solamente dal Presidente del Consiglio. Proprio per questa ragione speravamo che la maggioranza proponesse di votare un Presidente di minoranza e per segnare un ulteriore elemento di novità e di discontinuità sarebbe potuta essere per la prima volta una donna. Purtroppo questa proposta non è arrivata e questo sarebbe stato un vero atto di inclusione e di democrazia. Non possiamo che rammaricarci di questo e pertanto la nostra decisione sarà espressa attraverso una scheda bianca. Grazie. Scusi, consigliere, si può portare il testo? Grazie. Quindi se non ci sono interventi passiamo alla votazione che viene fatta sul biglietto che vi è stato portato. Ci sono interventi? Procediamo. Adesso passerei.
Invito gli scrutatori a procedere allo scrutinio. Allora, votanti 17, votanti 17, Sant'Antonio voti 10 e 7 schede bianche. Quindi viene eletto Presidente del Consiglio Sant'Antonio Paolo. Prego al posto di Presidente. I capigruppo adesso, se hanno praticamente, dovrebbero comunicare i capigruppo. Ma lo fa lui? No, prima del... Allora, devono essere comunicati i capigruppo all'interno del Consiglio Comunale. Per la lista Lega? Per la lista Lega? Come capogruppo della lista Lega proponiamo... Come capogruppo della lista Lega proponiamo Rosset. Era Rosset Mario. Per la lista Toni Miato sindaco. Balaschin. Più forte. Per la lista Toni Miato sindaco proponiamo Gianni Varaschin. Per Forza Italia Sant'Antonio. Per la lista Forza Italia Sant'Antonio, perché sei l'unico, quindi Sant'Antonio capogruppo. Per il Partito Democratico? Per il Partito Democratico Marco Dus. Per la lista Marco Dus? Mi autopropongo, quindi Giulio De Antoni come unico componente del gruppo. Per la lista De Bastiani sindaco? No, eccomi. Allora, per la lista di De Bastiani sindaco, Rinascita Civica e Partecipare Vittorio proponiamo Alessandro De Bastiani. Bene, il mio compito è finito, buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio. Utilizzo i 7 minuti che il regolamento consente agli interventi dei consiglieri per alcune considerazioni in apertura di una consigliatura che auspico proficua
per la nostra Vittorio Veneto e per i nostri concittadini. Grazie ai colleghi consiglieri per la fiducia nei miei confronti. A tutti, uno ad uno, assicuro che cercherò di svolgere questo incarico con impegno, entusiasmo e spirito costruttivo per l'intera comunità cittadina che in quest'Aula, attraverso i suoi rappresentanti democraticamente eletti, decide dei suoi problemi, delle sue aspettative, delle sue speranze. Affronteremo insieme, con il regolamento alla mano, anche i momenti difficili e le situazioni in cui più forte sarà la dialettica politica. Auspico che non si sentano mai più evocare in quest'Aula due entità che con la politica e le dispute politiche non dovrebbero avere mai nulla a che fare. Procura della Repubblica e querele. Al limite, colleghi consiglieri, evochiamo i tribunali amministrativi, i consigli di Stato, avendo però sempre il buon senso e l'umiltà di ricordarci che qui costituiamo un organismo politico e non un consesso di dottori giuresperiti. L'articolo 5 del regolamento recita: il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, convoca le sedute del Consiglio, programma l'attività consiliare e assicura ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale. Questa prescrizione sarà la linea guida del mio operare. Suggerimenti e proposte finalizzati al miglior funzionamento dei lavori consiliari saranno sempre graditi e tenuti nella dovuta considerazione. 2 obiettivi li indico però subito, riservandomi di affrontarli in tempi brevi attraverso un confronto con i capigruppo e con la giunta comunale, alla quale va il più vivo augurio di proficuo lavoro. Il primo obiettivo, finalizzato alla piena tutela dei diritti di ciascun consigliere comunale, sarà quello di far tesoro del prezioso consiglio che il segretario generale Nieddu ci ha dato nella seduta del 18 dicembre 2018. Inserire nel regolamento la non emendabilità delle mozioni presentate dai consiglieri comunali, salvo il consenso del consigliere proponente, in modo da dare veste anche formale a quanto già stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativistica. Il secondo obiettivo, finalizzato ad una migliore operatività dei lavori consiliari, sarà quello di evitare sedute notturne, che dovrebbero aver luogo solo in casi eccezionali di delibere da adottare entro i termini perentori a pena di decadenza, fissando in via ordinaria la mezzanotte come limite massimo della durata delle sedute. Anche qui valuteremo e decideremo assieme, magari valutando l'opportunità di anticipare di un po' l'inizio delle sedute. Ritengo che il limite sia funzionale a 3 precise esigenze. In primo luogo, il dovere dei consiglieri di partecipare ai lavori consiliari nel pieno delle loro forze fisiche e mentali, che a certe ore è umanamente comprensibile si affievoliscano. In secondo luogo, per garantire la possibilità della più ampia partecipazione dei cittadini, sia in aula sia attraverso l'opportunità offerta dalla diretta televisiva. In terzo luogo, ma non certo ultimo per importanza, per il dovuto rispetto al lavoro del personale comunale di supporto ai lavori consiliari, che viene svolto dopo una giornata di lavoro ordinario. È infatti il personale comunale, oggi purtroppo ridotto all'osso e ampiamente sotto organico, che garantisce non solo i servizi ai cittadini e il funzionamento del comune, ma anche i lavori dell'aula consiliare. E qui permettetemi un riferimento personale e ricordo di mio papà Aldo, che da messo comunale svolse in quest'aula gli ultimi anni del suo servizio di dipendente comunale, dopo il lungo impegno nel corpo dei vigili urbani. Di lui conservo nella memoria, vivi e indelebili, la fierezza di essere al servizio della città di Vittorio Veneto, ma soprattutto l'orgoglio di essere cittadino di Vittorio Veneto. Era un orgoglio che caratterizzava tutti i vittoriesi della sua generazione, soprattutto i moltissimi che come lui avevano combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e avevano vissuto l'esperienza drammatica della prigionia militare.
È un orgoglio che dobbiamo trasmettere ai giovani vittoriesi di oggi, praticando con caparbietà tutte le strade per avvicinarli all'interesse e all'impegno per la comunità cittadina e il suo futuro. La Civitas Victoriensis, che è unica, irripetibile, specifica comunità di cittadini consapevoli e partecipi e non massa indistinta di fruitori di servizi, è un bene che si è costruito nella lunga storia plurisecolare di Ceneda e Serravalle prima, di Vittorio Veneto poi. Questo bene, così come noi l'abbiamo ricevuto, così noi abbiamo il dovere di conservarlo, per trasmetterlo integro e vitale ai giovani e ai giovanissimi vittoriesi del disincantato tempo attuale. La più grande ricchezza di ogni persona e di ogni comunità è costituita dalle sue radici salde e piantate nel fertile terreno della propria storia, umana, culturale, materiale e spirituale. Viva Vittorio Veneto, che San Tiziano la protegga. Questo l'abbiamo fatto, no? No, sì, questo sì. Questo è stato? Adesso mi decido la parola. Sì, ora... Sì. Allora, ora che mi sono insediato, cedo la parola al sindaco per la comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e della persona individuata come vice sindaco. Comunico che con decreto numero 7 dell'11 giugno 2019 sono stati nominati i componenti della giunta comunale. E quindi decreto di nominare i componenti della giunta comunale con le deleghe contestualmente assegnate per il quinquennio 2019-2024 i signori Posocco Gianluca, assessore all'agricoltura, commercio, artigianato, sport e tempo libero, programmazione economica, bilancio e tributi, affari generali, trasparenza, affari legali. L'assessore Fasan Bruno ai lavori pubblici, trasporti, rapporti con le associazioni, quartieri, ambiente ed ecologia, decoro della città. L'assessore Antiga Ennio alle partecipate, al patrimonio, servizi demografici, polizia locale, protezione civile, immigrazione, industria. L'assessore Caldarto Antonella alle risorse esterne, sociale, famiglia, personale, politiche scolastiche, politiche giovanili, pari opportunità. L'assessore Antonella Uliana alla cultura, biblioteca, musei, grandi manifestazioni. Personalmente di sovrintendere all'urbanistica, l'edilizia privata, il turismo, identità veneta, innovazione ed informatizzazione, pianificazione energetica, salute, rapporto uomo-animale. Di conferire altresì al signor Posocco Gianluca l'incarico di vice sindaco con tutti i poteri e competenze stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Di dare atto che al sottoscritto sindaco resta salva e impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte le decisioni assunte con il presente decreto. E basta così. Bene. Si può intervenire? Si può intervenire o... È una presa d'atto, cioè è una comunicazione, però se il Presidente lo ritiene è possibile anche intervenire. È una presa d'atto? Sì, vabbè, una presa d'atto, però non è votazione, vabbè, però è una comunicazione. Vabbè, se posso, se no non c'è problema. No, ma decide lui il Presidente. Intervenga pure, consigliere. Grazie Presidente. Gentile Sindaco, il 26 maggio i cittadini di Vittorio Veneto le hanno affidato una responsabilità chiara e numericamente rilevante.
Sono rimasto seduto 5 anni tra le fila della maggioranza e ora, dai banchi della minoranza, mi accingo a svolgere il mio nuovo ruolo, non scordando ciò che ho imparato in questi ultimi anni. Nei 5 anni precedenti non sono di certo mancati momenti di duro contrasto all'operato della Giunta Tonon e alla maggioranza consigliare, come non è mancata la tensione che si respirava ad ogni consiglio comunale a causa di accuse, denunce e o intimidazioni più o meno esplicite. Negli ultimi 5 anni c'è stato, a mio modo di vedere, un vero e proprio terrorismo amministrativo, ad ogni pubblicazione di delibera. Di tutto questo vorremmo volentieri fare a meno. Con oggi ha formalmente inizio il confronto tra noi, minoranza, e voi, maggioranza. Gran parte della responsabilità di evitare inutili scontri è in capo a lei e alla sua giunta. La mia, la nostra, non potrà mai essere un'opposizione che guarda indietro. Nel passato ci siamo già stati. Quello che ci aspettiamo da lei sono risposte alle esigenze del presente, che sappiano risolvere anche problemi che ci trasciniamo da tempo e che, se non risolti, troveremo ancora nel futuro. Il mio augurio, la mia speranza, è che la sua amministrazione sappia realizzare ciò di cui abbiamo veramente bisogno in questa città come cittadini, non scordando le minoranze, siano esse politiche, sociali, culturali. Il nostro lavoro sarà quello di controllare, vigilare, verificare la conduzione della res pubblica vittoriese e dall'altra proporre, rappresentare, sostenere i cittadini e la società civile e caso per caso collaborare e condividere le scelte. Nel 1946 ci fu un'unica eletta in Consiglio Comunale a Vittorio Veneto. Si chiamava Luigia Mozcasoni ed era mia bisnonna. La sua non fu una scelta di convivenza. In quel tempo molto probabilmente qualcuno le disse di aspettare, che non era ancora il momento. Forse il clima non era buono per lei o per le sue idee. Fu la sua una scelta coraggiosa ed ambiziosa. A quei valori, a quell'esempio mi voglio ispirare. La politica per me è un'opportunità di servizio, non di lavoro. È la passione per cercare le soluzioni più efficaci per migliorare la nostra condizione e per costruire nuove opportunità. Oltre ai termini amministrativi, il nostro lavoro, il lavoro del nostro gruppo, si baserà anche su una verifica del rispetto dei valori costituzionalmente riconosciuti, per evitare che anche che nella nostra Vittorio Veneto prevalgano disfattismi, odi e violenze, anche solo verbali. Buon lavoro a tutti. Ringrazio consigliere Dus, farò tesoro di quanto lei ha detto, come farò pure tesoro, per quanto mi riguarda, di quanto ha detto il consigliere Alessandro De Bastiani nel suo intervento precedente. Grazie. E io non posso che ringraziare e condividere. Se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti... Sì, buongiorno a tutti. Volevo solo segnalare una questione. L'attuale assessore agli affari legali ha in essere un contenzioso con il comune, e lo sappiamo tutti quanti, per un ricorso al TAR. Questo non implica la sua decadenza, lo sappiamo tutti, non sto facendo un ragionamento di tipo giuridico legato alla decadenza. Sto facendo un ragionamento di natura giuridica, dovesse esserci la necessità di fare una delibera in quell'ambito, di opportunità relativamente al fatto che abbiamo un assessore appunto agli affari legali che ha un contenzioso in piedi con il comune. Nessun altro deve... prego, consigliere Rossetto. Lo sappiamo tutti che se ci sono dei problemi o qualche questione abbiamo tutto il tempo per sanarlo da qui avanti. Quindi è una sollevazione che prendiamo atto, però abbiamo tutto il tempo di sanarla, se ci dovesse essere. Prego, consigliere. Abbiamo imparato, perfetto.
Beh, la nomina degli assessori è una prerogativa del sindaco e noi non possiamo, come lista civica Marco Dus, sindaco italiani, eccetera. Può avvicinare il microfono? Sì. Grazie. Dicevo che la nomina degli assessori è una prerogativa del sindaco e noi come lista civica per Marco Dus, sindaco vittoriesi, italiani e europei, non possiamo che prenderne atto. Da parte della nostra lista ci sarà comunque, possiamo assicurare da subito che svolgeremo il nostro ruolo di minoranza in modo costruttivo, senza preconcetti, valutando di volta in volta le proposte e i programmi che ci verranno sottoposti, dando il nostro contributo a un futuro migliore per la nostra città. Auguriamo al sindaco, alla giunta, a tutti noi consiglieri e a tutta la struttura comunale 5 anni di duro ma proficuo lavoro. Di aggiustare i microfoni perché Sì. ogni volta che ma schiacciare... adesso sono in fase di sistemazione. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo al punto numero 4 per la nomina della commissione elettorale comunale per il quinquennio 2019-2024. Allora, ci sono, ecco, in questa delibera andremo sostanzialmente a definire le commissioni elettorali, 2 commissioni elettorali, con una commissione elettorale con 2 consiglieri di maggioranza e 1 di minoranza e anche i supplenti, quindi ci saranno 2 votazioni. Leggo il testo della delibera perché all'interno ci saranno anche le delucidazioni di come si vota, quindi prego di prestare attenzione ai vari punti. Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Premesso che ai sensi dell'articolo 12 del DPR del 20 del 3 del 67, numero 223, articolo 41,2 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 del testo unico degli enti locali e dell'articolo 15,2 lettera E del vigente statuto comunale, il Consiglio Comunale nella prima seduta provvede alla elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale comunale. Premesso che l'articolo 2,30 della legge del 24/12/2007, numero 244, dispone che la Commissione elettorale si occupa esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge dell'8 del 3 del 1989, numero 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale. Premesso che il medesimo articolo 2 della legge numero 244 del 2007 dispone che l'incarico di componente della commissione elettorale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, attenzione qua, è dato atto che punto 1, la commissione elettorale è composta dal sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri. Punto 2. Per questo comune il consiglio comunale risulta composto dal sindaco e da 16 consiglieri. Punto 3. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. Punto 4. L'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Punto 5. Il sindaco non prende parte alla votazione. Punto 6. Attenzione, a tale scopo per l'elezione dei componenti effettivi della suddetta commissione ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3 nei comuni in cui il Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Punto 7. Nel caso in cui la votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggiore numero di voti. Punto numero 8. Con votazione separata e con le stesse modalità sopra indicate si procede alla elezione dei componenti supplenti. Invito il
messo comunale a consegnare le schede per la prima votazione. Sì, scheda il Presidente? Non al sindaco, ma il Presidente. Sì. Sì, 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 ok. Ti segni qua, dai la comunicazione e poi si rifà tutto per la votazione dei supplenti. Stessa Ok. Presidente. Grazie. Invitato il consigliere. Invito gli scrutatori a procedere con lo scrutinio. Quindi dici chi è per la maggioranza e poi chi è per la minoranza. Ok. Adesso vediamo. Allora qua dovrei mettere. Vabbè, consigliere, adesso vediamo. Adesso vediamo, esatto. Scusi, posso vedere lo spazio. Sarebbe venire da Valle Pesina, però non è mia. Bene. Allora. Salezze. Un attimo, metti intanto Salezze. Ok, bene. Pagotto 6. Pagotto 6. Denardi 6. Vediamo, tornano i conti? 6. Allora 12, 14. 15, 16, ok, perché non vota il sindaco. Bene. Allora comunichi, hanno ottenuto voti, questi due per la maggioranza e questi per la minoranza. Allora, il risultato della votazione è questo. I due, silenzio per cortesia, i primi due consiglieri per la maggioranza hanno avuto la consigliera Salezze 4 voti e il consigliere Pagotto 6 voti. Per la minoranza il consigliere Denardi 6 voti. Procediamo adesso alla votazione per i supplenti, con le stesse modalità precedenti. Aspetta, metti questo, questi sono questo, allora questo mettiamo effettivi, posso segnare qua? Bene, e poi scusa, vediamo se qua c'è anche l'immediata eseguibilità. Sì, e poi una volta che hai fatto questa votazione dici bene, adesso invito il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità, dopo scrivi Immediata Consiglio Comunale, sì. eseguibilità. Dopo Sì, che sì. pronunci questo, inviti, dopo che adesso Effettivi. fai questo, ok, poi Quindi immediata Pagotto. eseguibilità. Come Pagotto? Ah, va bene. Non va ancora bene, dirlo? non No. No, perché dopo li portiamo noi, non ti Boh. Sì, sì, ma devo leggere.
con i nomi o no? No, l'hai già fatto. Buon parlo. No, oppure vuoi no, vabbè, allora Vabbè, nominare componenti sì, effettivi. no, devi votare qua, visto l'esito della votazione, delibera. Sì, sì. Allora, una volta che sono nominati, dice, bene, adesso approviamo la delibera e quindi favorevoli, contrari, astenuti e poi fatti. Devono fare lo scoglio adesso. Non l'ho dimenticato. Ok, favorevoli, contrari, astenuti. E immediata eseguibilità anche. Immediata eseguibilità. Sì, dopo. Aspetta, come io sto sempre. Allora, delibera di nominare. Allora, sì, ok, allora dici, bene, adesso invito il Consiglio Comunale a votare la delibera, quindi favorevoli, contrari, astenuti, ok? E dopo sai l'immediata eseguibilità. Bon. Se vuoi fare il riassunto, e dopo, prima di dire favorevoli, contrari, astenuti, se vuoi fare un riassunto, riassumo quindi, sono eletti come componenti effettivi questi, come componenti supplenti questi, metto in votazione l'intera delibera e poi l'immediata eseguibilità. Quanti? 4? 4 Casagrande. Perfetto. E qui? E 5 Bagliana. Quindi ci siamo? 6, 4, 9. Allora 10, 6, 10 15, e 16, perfetto. Scusa qua. Benissimo. Bene, allora comunico il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda i membri effettivi, sono stati eletti i consiglieri Pagotto con 6 voti, Salezze con 4 e De per la minoranza con 6 voti. Per quanto riguarda la commissione supplente, sono stati eletti Parrella con 6 voti, Casagrande con 4 voti e Bagliana con 5 voti ed una scheda bianca. Ora dobbiamo votare. Sì. Allora invito il Consiglio Comunale ad approvare l'intera delibera. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli all'unanimità. Votiamo ora l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Bene. Quindi chiudiamo. Vista la giornata, visto il sabato, visto che questo primo Consiglio Comunale è sostanzialmente una cosa formale, io direi di concludere in questo momento il primo Consiglio Comunale ringraziando tutti i consiglieri, la Giunta ed il Sindaco. Grazie e buona giornata a tutti.